Lorenzo Di Lena ha scritto un articolo bellissimo sul tema Banca Italia che da una posizione di distanza però analizza quello che sta succedendo e succederà su Banca Italia. Mi sembra un'analisi lucida per chi vuole approfondire. Ignazio, anche lei una rapidissima analisi su questo? È giusto così? Ricordo che oggi, 29 gennaio 2014, per la prima volta nella storia repubblicana viene applicata la tagliola. Questa è una data per quanto... No. Allora, è giusto così? Certamente sì. È demenziale un'opposizione, un'ostruzione di questo tipo sulla pelle dei cittadini, però avete dato una notizia imprecisa, perché nella precedente legislatura la tagliola è stata applicata altre volte proprio per evitare ostruzionismi di questo tipo, e quindi non comprendo per quale motivo si sia voluti arrivare fino all'ultimo, mettendo seriamente a rischio quelli che sono gli interessi di tutti i cittadini italiani a fronte di un'ostruzione che poteva essere fatta in altro modo, con delle proposte anziché con ostruzioni. Ecco, io ho fatto mie delle analisi che ho letto sui giornali in questi giorni, per cui... Nella precedente legislatura la tagliola è stata applicata diverse volte. Ah, ok, allora... Alla Camera, quantomeno alla Camera. Io ero alla Camera, non so al Senato, ma alla Camera sicuramente.